Una buona serata gentili telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Saluto subito il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi, ospite questa sera nei nostri studi. Buonasera vice sindaco. Buonasera a tutti voi. A brevissimo sarò da lei perché insomma anche questa sera avremo veramente molte tematiche da affrontare. Prima però comincio come di consueto fornendo ai nostri telespettatori tutti gli strumenti insomma per interagire con noi. Ci potete mandare un SMS al 345 334 1171. Durante la settimana ci potete mandare anche una mail all'indirizzo ilsindacorisponde@gruppo tv7.com e poi ovviamente leggeremo tutte le vostre richieste, le vostre segnalazioni arrivate via mail nel corso della puntata successiva, mentre ovviamente gli SMS li leggeremo in tempo reale. Vice Sindaco, io vorrei cominciare questa sera insomma con una tematica che è un po' scaldato le ultime ore all'interno di Palazzo Moroni. Partiamo dalla notizia perché insomma avete ricevuto altri 80 milioni di euro per la terza linea del tram, questo attraverso il fondo opere indifferibili nell'ambito del PNRR. Insomma nel corso, insomma, mentre avete annunciato questi 80 milioni, il sindaco Giordani ne ha anche insomma approfittato per insomma dirsi stanco di chi ha detto qualche bugia nel corso dei mesi relative al progetto del tram. Si è detto anche pronto a querelare chi si fosse reso protagonista, per così dire, di altre falsità o insomma di raccontare appunto false notizie relativamente a questo progetto. Soprattutto è arrivata la replica dell'opposizione, della minoranza a Palazzo Moroni. Il sindaco, tra l'altro, insomma, lo riportiamo per dovere di cronaca, si è preso anche del fascista da una consigliera di opposizione. Insomma, lei in questo momento rappresenta il governo della città. Le chiedo, vice sindaco, un suo commento su questo. Certo, ma una bagarre eccessiva su questa vicenda del tram. Il tram ha sempre animato politicamente il dibattito cittadino, anche se devo dire che fra i cittadini invece aumenta sempre di più un consenso verso quest'opera e le ultime elezioni lo hanno anche dimostrato. La nostra amministrazione come primo punto programmatico ha messo la realizzazione delle 2 linee di tram e la città vede con favore questa opera e noi siamo pronti ovviamente a ascoltare anche i dubbi, le perplessità, le domande che tanti cittadini verso anche il passaggio, quindi una novità insomma per alcuni quartieri. Noi insomma siamo ovviamente in ascolto e a disposizione. La querela politica alle volte, insomma, adesso la consigliera di Fratelli d'Italia che dà del fascista al sindaco Giordani ormai lo conosciamo tutti, una persona come dire mite, quindi l'archivio tra come dire le brutte battute che magari ogni tanto purtroppo il dibattito politico ci consegna, insomma ci mostra, ci fa vedere e alle volte sta troppo sulla politica e poco invece sul merito, che invece è la cosa quella più importante. Sul merito, tra l'altro, il centrodestra si arrabbia, ma il governo, che è un governo di centrodestra, quindi affine diciamo dello stesso colore, degli stessi partiti di chi qui ci accusa di fare il tram, il governo di centrodestra crede nel tram, lo sta finanziando non solo a Padova ma anche in altre città d'Italia, a prescindere da chi sono le amministrazioni, perché nell'era della transizione ecologica potersi muovere meglio con i mezzi pubblici elettrici diciamo e più efficienti è un servizio in più che facciamo alle città e all'ambiente. E quindi è lo stesso governo di centrodestra che crede in questa progettazione, in questa realizzazione e ci consegna 80 milioni, non poca cosa, in più segno che insomma sta dando un contributo incisivo alla realizzazione per Padova. Il centrodestra padovano qualche mese fa ha scritto al governo dicendo non finanziate più il tram perché non siamo d'accordo sul tram, un po' contando di come dire
dire, fare lo sgambetto ad un'opera importante di Padova contando sul fatto che il colore politico del governo è lo stesso loro. Il governo invece cosa ha fatto? Non ha ascoltato la componente politica del centrodestra padovano, quindi insomma ha dato del fascista al sindaco, ma perfino il loro governo non li ascoltano, e invece il governo punta sull'opera che la città rientra tra le opere indifferibili, per questa addirittura indifferibili, tecnicamente, quindi, insomma, la definizione. Però le chiedo questo, che vice vuol dire sindaco. che ne dà un'importanza strategica, certo, importante, quindi a me sta bene anche il dibattito politico, alle volte anche il sale un po' della discussione, ma quando si scende e si trascende con offese, perché insomma questo, tra l'altro l'indirizzo di Giordani, che è una persona che, come dire, ascolta anche chi la pensa in modo diverso, ma nel merito poi lo stesso centrodestra, il governo, certo, ci finanzia, certo, l'opera, ma insomma. Stando appunto sul tema, il tram è un'opera, un progetto, per come l'avete presentato, per come andrà a cambiare la città, mastodontica, perché comunque sorgeranno 2 nuove linee che però in realtà diventeranno in totale 8 percorsi che andranno a coinvolgere anche i comuni limitrofi, perché comunque partirà da un lato da Rubano, dall'altro arriverà a Vigonza, insomma un progetto che cambia radicalmente la visione e anche in qualche modo la vita della città. E quindi le chiedo, insomma, eravate però preparati all'ipotesi che insomma qualche malcontento potesse crearlo, perché comunque un'opera grande che cambia una città, insomma mica sono sempre tutti favorevoli, vice sindaco. Ma certo, ma qualunque trasformazione, non solo quelle più grandi, anche le più piccole, quando cambiamo un senso di marcia in una strada, quando si modifica un parcheggio, anche cose che poi sono risultate, come dire, anche belle, pensiamo alla piazza al Portello, all'inizio ha suscitato, come dire, grandi discussioni e perplessità, oggi nessuno tornerebbe, come dire, indietro, storica è rimasta anche la contestazione su via Roma, qualche, non so, 15 anni fa probabilmente, contro la pedonalizzazione. Adesso c'è quella di Corso Milano, perché insomma è un tema legato al tram abbastanza impattante. Che non sarà mai pedonalizzato, ma questo per dire che le trasformazioni portano sempre, come dire, delle perplessità, ma io mi sento di dire che il tram è mediamente condiviso. Ma ci domandiamo, cioè noi è possibile che ci mettiamo 15 anni a fare opere che sono strategiche, che 250 città in Europa hanno il tram, molte altre le stanno chiedendo, e noi ancora come dire, discutiamo se è utile o meno dotarsi di un mezzo di trasporto che porta più gente, che è più veloce, che è più sostenibile, che non inquina. Però sono, credo, anche un po' comprensibili magari i timori, che poi è giusto anche, insomma, spiegarli, esporre il progetto, i timori magari dei residenti piuttosto che dei commercianti delle zone in cui poi verranno realizzati i cantieri. Le faccio un esempio: penso a via Chiesa Nuova, un'arteria abbastanza importante per la città di Padova, e quindi è anche un po' normale, insomma, che da parte di qualche residente, da parte di qualche commerciante ci siano dei timori, che poi è, credo, compito vostro andare insomma, a spiegare, a raccontare bene come funzionerà il progetto e soprattutto come funzioneranno i lavori. Ma certo, lo dicevo prima, vanno ascoltate quelle che sono le perplessità, i dubbi di cittadini. I residenti in media, avere un servizio è come dire, una cosa che migliora la qualità della vita di un quartiere. Se io da casa mia ho un mezzo che mi porta in centro o in altri posti in modo così veloce e rapido, ho un vantaggio. Dobbiamo ascoltare tutte quelle criticità che riguardano poi il riassetto di alcune strade, che noi oggi siamo abituati a vedere con le auto e che sfruttiamo in modo automobilistico, in modo diverso, capendo, ascoltando, spiegando. Certo, quello sì.
Alle volte però si trascende, insomma, un dibattito in cui un centrodestra da Roma finanzia il progetto e da Padova invece cerca di fare lo sgambetto chiedendo al governo stesso di non finanziare le opere, ma poi il governo le finanzia comunque. Stiamo vedendo anche un atteggiamento che è cambiato da parte dei comuni contermini. Prima, quando il tram era solo, come dire, una proposta in qualche modo che stava sulla sfera politica, anche i comuni di centrodestra si allineavano in qualche modo nel osteggiare, contrastare questa progettualità. Non perché chi è di centrodestra è contro il tram e chi è di centrosinistra è a favore del tram. Tante città governate dal centrodestra hanno il tram e sono città simili a Padova, ma perché nella città di Padova la dinamica politica che si è creata è questa. Il tram non ha colore politico, diciamolo. Ma oggi però quegli stessi comuni stanno guardando con interesse e quindi noi stiamo portando il tram a Vigonza e lo stiamo portando a Rubano, sono amministrazioni di colore diverso, ma ci sono interessi anche da parte di altri comuni nel prolungare alcune linee. Stiamo studiando di portare per esempio il tram che si dovrebbe fermare a Volta Barozzo fino a Legnaro e così anche in lì c'è un tema legato all'università, quindi insomma una certa utilità. Perché utilità. Anche i cittadini e quindi le amministrazioni dei comuni contermini vivono il problema che tanti cittadini dal loro comune, dal loro territorio, durante la mattina si spostano e vanno verso la città, il centro, e intasano direttrici, via Facciolati, via Guizza, pensiamo al Bignasego, Maserà, tutta quella colonna da quella parte, via Chiesa Nuova. Il tram, il SIR 2, che ha il suo capolinea da Rubano a Vigonza, risponde proprio a questa logica di una città che ormai esce dai confini comunali, ma diventa un'area metropolitana di persone che vivono la periferia e il centro non nella dinamica Arcella, Guizza, centro, ma nella dinamica Albignasego, Rubano, Vigonza, Selvazzano. Ma tornando per esempio a via Chiesa Nuova, secondo lei il tram ridurrà così tanto il traffico veicolare da evitare gli ingorghi che potrebbero essere causati dal fatto che ci sarà una riduzione delle corsie? Ma guardiamo i numeri. La cosa migliore è non guardare il dibattito politico che spesso è troppo emotivo, per usare un eufemismo, e guardiamo i numeri. Noi oggi abbiamo una linea di tram, un quarto dei passeggeri del trasporto pubblico dell'intera città lo fa il tram. Ti dà l'idea che è un mezzo altamente performante. Se ne avessimo invece che uno, 2 o 3 di linee, con il meccanismo che lei raccontava che poi diventano 8, e se magari spieghiamo questo, avremo performance molto maggiori. Un quarto dell'intero trasporto pubblico viene movimentato dal tram. Il tram è sempre pieno dove c'è, i cittadini lo usano, i cittadini non sono preoccupati di questa cosa, sì, sono interessati a capire che la viabilità poi funzioni al meglio, ma poi alla fine lo usano. Le strade in cui passa il tram e i flussi veicolari da quando c'è il tram sono diminuite mediamente del 40%, significa che il tram riesce a fare quello che oggi gli autobus purtroppo non fanno. Cioè creare quell'alternativa vincente che fa sì che il cittadino, invece che prendere l'automobile, è invogliato a prendere il tram. Ma pensiamo quando andiamo in alcune città e dove riusciamo a muoverci, Milano per esempio, quando giriamo qualche altra città europea, sono città che noi giriamo senza dover prendere la macchina. Padova purtroppo oggi non è... Con la differenza che però Padova ha una conformazione forse un pochettino differente rispetto a queste città e quindi sono un po' anche comprensibili, no? Tornando al discorso di prima, le preoccupazioni di qualcuno, perché magari dice strade strette, medievali, ma ce la faremo, riusciremo a far convivere tutto. Insomma, Vice Sindaco, ci siamo soffermati un po' di più su questo tema perché sarà, credo,
da qui al 2026 il grande tema che terrà banco in città. Certo. Se uno mi dice che Venezia è una città particolare rispetto alle altre, ci credo, ma che Padova sia l'unica città di queste dimensioni con queste caratteristiche urbane, no. Non è così, insomma. Padova è una città come tante che ha questa conformazione e queste dimensioni, e quindi in altre città questo mezzo di trasporto pubblico funziona, ma addirittura la stessa linea che abbiamo adesso, quella Arcella-Guizza, si pensava che non poteva passare, non funziona, a distanza di anni. Non è che dove passa il tram ci sentiamo, come dire, impediti o privati della nostra libertà di circolazione, anzi, dove passa il tram trasportiamo molte più persone di prima, le movimentiamo meglio, di più, e anche abbiamo dato un contributo, diciamo, all'ambiente. Quindi io sono per ascoltare tutte le difficoltà, fare in modo che poi la progettazione segua anche i suggerimenti che dai cittadini, le associazioni, i comitati arrivano. Ma anche questo governo crede in questo progetto, anche il governo di centrodestra lo mette tra le opere indifferibili, quindi tra le opere prioritarie, finanzia 80 milioni in più, segno che ci crede. Io penso che sia importante che si dia con serenità a questa città un servizio che è veramente importante. Ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo subito dopo perché ci sono già degli SMS per lei, quindi andremo al rientro della pubblicità, andremo subito a leggere le prime sollecitazioni dei cittadini. Ricordo che ovviamente potete scriverci al 345 334 1171 e durante la settimana potete mandarci anche una mail alla casella il sindaco risponde @gruppotv7.com. Come detto, ci prendiamo adesso una brevissima pausa, torniamo subito dopo, a tra poco.